Buongiorno e bentrovati all'edicola. L'edizione di Venezia parte dalla nuova di Venezia e Mestre. Si parla ancora della ricostruzione della famiglia. Impossibile salvarsi dalla violenza dell'incendio, cause accidentali, ma da individuare Anna il rogo mentre dormiva. Si parla ancora di questa tragedia di Bruxelles, ma purtroppo la cosa è successa. C'è il riquadro di Anna, lo vedete qua in alto a sinistra, mentre nella fotonotizia allarme bomba, stazione chiusa per 3 ore a caos a Piazzale Roma. Poi insomma la cosa è un po' scemata, però è andata così. Via al lavoro a Jesolo, si schianta a 56 anni, va al lavoro a Jesolo. Mercoledì addio ad Andrea, lutto cittadino a Milano. Si parla del ragazzo di 12 anni che è mancato. Treviso Mare, altre vittime, la quarta in 2 giorni, e questa è una notizia che è un po' su tutti i giornali a proposito di quella moto che è incappata sul cavo ed è morto il conducente. Il racconto proprio oggi avrebbe avuto un contratto per un'altra casa. Purtroppo succedono anche queste cose. La cronaca impera sui giornali di oggi. Andiamo a vedere sul Gazzettino come Marco e Gloria, anche qui vedete, morta nella casa che brucia. C'è la foto di lei, un sensore l'avrebbe salvata, tragedie causate dall'avidità. Notizie di sport che andiamo a vedere più tardi, ma qui il cavo sulla strada che uccide il motociclista sulla Treviso Mare. Purtroppo questa è una strada pericolosa, ma questa del cavo diventa una faccenda abbastanza insolita. Codice della strada, dall'ergastolo della patente ai monopattini, le nuove norme, e andremo a vederle. Dalla Nigeria a Padova, salvate dalla tratta, la mia seconda vita dopo l'incidente, sono le storie. Su Corriere della Sera non abbiamo il Corriere del Veneto lunedì, il trionfo di Djokovic, re degli slam, parlando di sport. Migranti, intesa a metà con Tunisi, il viaggio di Meloni e von der Leyen, Said non farò la guardia di frontiera. E in alto vedete qua di spalla una foto della bambina, sparisce a 5 anni dal cortile di casa, l'ipotesi è che sia stata rapita. Una cosa importante questa che stiamo cercando di seguire un po' tutti quanti. E nella fotonotizia si parla molto di sport oggi, e finalmente non di calcio. La 24 ore di Le Mans dopo 58 anni è della Ferrari, finalmente, almeno che vinciamo questo, visto che nella Formula 1 non c'è più niente da fare. Bagnaia si impone al Mugello, vedete, con la sua bandierona. È bellissimo vedere un Pecco Bagnaia con la bandiera sulla sua moto alla Mugello nel MotoGP. Tra l'altro Mugello è anche un circuito molto caro ai tifosi italiani. Andiamo a vedere la pagina generale di Notizie Plus, le ultime naturalmente. 3 minorenni bloccati nel Brenta che sono salvi, anche qui l'allarme bomba, stazione Venezia. Treviso, la nuova sede regionale dell'associazione donatori. Quarto d'Altino, si schianta 2 auto, purtroppo muore una donna per andare nel settore di Venezia. Vedete che le notizie di Venezia più o meno sono quelle, perché poi naturalmente noi andiamo a dare spazio più importante per quanto riguarda anche la pagina veneta. È tutto anche per oggi.